L'assassino degli alberi di Grazia Deledda. Vivevano una volta ad Orune, fierissimo villaggio sardo posto su un'alta montagna e famoso per le sue inimicizie, due amici, uno povero e l'altro benestante. Il povero si chiamava Martinus Elix, soprannominato Archibusata, archibugiata, forse perché usava moltissimo questa parola come intercalare. Del resto non pareva distinti feroci, e l'archibugio egli non poteva usarlo perché era tanto povero da non potersene procurare uno col relativo porto d'arma. Faceva il contadino, seminava molto grano, era giovine, forte, di colorito acceso, con nerissimi occhi torvi e sospettosi. Salvatore Giacobbe, il benestante, era invece una specie di piccolo possidente, vestito in costume, ma con giacca di velluto. Aveva tratti signorili e quando viaggiava portava la polveriera attaccata a un grosso cordone di seta nera. Possedeva bestiame, cavalli, cani, 2 servi, un gran tratto di terreno piantato a vecchi ulivi ed olivastri. Aveva una bella sorella e molta presunzione. Tutti dicevano: Martinus Elix si crede qualche cosa perché va in compagnia di Salvatore Giacobbe. Si crede forse che gli dà la sorella per isposa. Ma Archibusata non ci pensava neppure. Faceva dei servizi delicati all'amico. Qualche volta, quando questo era nuoro, per affari o si trovava occupatissimo per le elezioni, Martinu andava all'ovile, guardava se il servo pastore faceva il suo dovere, se le cose andavano bene, e infine rendeva 100 altri piccoli servigi. Egli non ne provava alcuna umiliazione, sebbene la bella Pasca lo riguardasse quasi come un servo e lo mettesse spesso in caricatura. Le donne d'Orune sono belle, superbe, strane, argute, dotate di selvaggia intelligenza. Parlano in modo meraviglioso, un linguaggio caldo, arguto, pieno di immagini fantasiose. Fingono entusiasmo, ira, meraviglia per molte cose. Hanno camicie ricamate, corsetti gialli, occhi profondi e bui come la notte. Ballano volentieri, siedono per terra all'orientale e implorano terribilmente vendetta dal cielo contro le terrene offese. Il padre di Pasca e di Salvatore, per esempio, era morto in reclusione, condannato, Dio ci liberi, per omicidio. I figliuoli naturalmente dicevano che egli era innocente e ogni anno Pasca, per il funereo anniversario, rinnovava la ria piangendo, strappandosi la cuffia, cantando funebri versi estemporanei. Inoltre mandava uno scudo a Nostra Signora di Valverde perché ella castigasse tremendamente coloro che, testimoniando il falso, avevano fatto condannare il defunto. Pasca era ambiziosa e presuntuosa quanto il fratello. Da bambina, secondo il costume del paese, era stata fidanzata ad un uomo tanto ricco quanto maturo. Venuto però in bassa fortuna il fidanzato, la maliziosa bimba non aveva più voluto sentir parlare di matrimonio. Ora chissà ciò che ella sognava quando, seduta sui calcagni, sul lucido pavimento della chiesa, agitava lievemente le labbra di melograno, con gli occhioni smarriti in alto, tra i rozzi affreschi della volta. Era alta e flessuosa, con un rigido profilo bronzino. Sembrava una Madonna di bronzo. Gli uomini, anche i più benestanti, temevano di farle la corte. Figuriamoci quindi se Martinus Elix osasse neppure guardarla in viso. Egli non lo diceva, ma le era anzi antipatica. Come tutte le donne benestanti di Orune, paese dedito alla pastorizia, Pasca sapeva fare a perfezione i formaggelli, il burro, sastabeddas, le trecce e tante altre cose che si plasmano col formaggio di vacca passato al fuoco. Ora, un giorno, Martinu la trovò seduta per terra, accanto al focolare, facendo formaggelli. Per un po' stette a guardarla freddamente, tossendo e raschiando con familiarità. Poi, non sapendo cos'altro dire, si provò a criticarla sul modo con cui ella terminava i formaggelli
indugiandosi cioè a intagliare o un pulcino o una lepre nella loro estremità. E via, date un colpo, così e lasciate di perder tempo a far quelle minchionerie, che tanto tutto vi è masticato, egli disse. Ella arrossì e rispose superbamente: «Cosa ve ne intendete voi? Già, dalla esperienza fatta sul vostro formaggio». Allora toccò a Martinu arrossire. Con quelle parole Pasca gli buttava in faccia la sua povertà. «Archibugiata», gridò fra sé. «Se un'altra volta mi parla così, la prendo a schiaffi, come vero Cristo!» E se ne andò offeso e mortificato. Ora avvenne che Salvatore pensò di innestare tutti gli ulivastri e i vecchi ulivi del suo incolto chiuso. Voleva farne un bel podere. Era nella vallata dell'Isalle, vicino a questo fiume, un luogo ubertosissimo e bello quanto mai. Salvatore fece le cose nel modo splendido con cui i possidenti del Nuorese usano far l'innestatura. Invitò cioè tutti i suoi amici contadini e gli uomini più capaci di innestare. Tutti prestano gratis l'opera loro, ma in ricambio godono una bellissima giornata, piena di canti e di pasti abbondanti. Più che giorno di fatica può dirsi una festa bucolica, nel doppio senso della parola. Anche i pastori prendono parte alla cerimonia, e un poeta latino, dato ne esistesse ancor uno, potrebbe trarre una amenissima egloga da questa festa. Nel giorno convenuto gli amici di Salvatore Giacobbe vennero tutti al chiuso, a cavallo, con donne in groppa, e vennero i pastori del padrone, con pecore ancor vive e stupidamente legate alla sella, e formaggio fresco entro le bisacce. In breve i fuochi furono accesi sotto i vecchi ulivi grigi, e il fumo salì in gloriose colonne su per l'aria profondamente azzurra. Maggio rideva nella valle, i cavalli frangevano con le loro corse le altissime erbe, i grani ondulavano argentei in lontananza, gli oleandri curvavano sulle acque verdi del fiume i ciuffi dei loro bottoni di cupo corallo, e calde fragranze passavano con la brezza. I pastori facevano un po' di tutto. Aprirono qualche alveare, trandone il miele caldo e giallo come oro liquefatto. Scannarono le pecore, le scuoiarono, tirandone giù la pelle che si separava azzurrognola dal corpo roseo ed ignudo delle bestie. Cucinarono i sanguinacci fra la cenere ardente e arrostirono le carni su lunghi spiedi di legno, scherzando e ridendo con le donne che li aiutavano. Pasca era naturalmente la regina della festa. Le altre donne che le stavano intorno come ancelle non le lasciavan far nulla, ma ella presiedeva con l'alta persona bizantina che ogni tanto fremeva come gli esili giunchi del fiume. E un po' sparsi dappertutto, i contadini segavano attenti, quasi con religione, i contorti ulivastri ed i vecchi olivi. Pietro Maria Pinedda, il famoso innestatore, andava da un gruppo all'altro, guardando coi suoi grandi occhi grigi e maligni. Il suo volto era acceso, un principio di barba gialla gli dorava le guance. Infilzata la marza sul tronco reciso, giallo e fresco, lo si attorcigliava strettamente con un tralcio di vincastro. Poi lo si ricopriva di terriccio impastato, sul quale il fiero dito di Pietro Maria, dopo aver ben palpato e premuto intorno alla marza, segnava una croce, augurio e preghiera di buona riuscita. Alla marza infine si infilava un piccolo triangolo di foglia di fico d'India, fresco cappuccio contro gli incipienti e fecondi ardori del sole. Così, d'albero in albero, le chiome selvagge degli ulivastri rotolavano sulle alte erbe fiorite, e gli innestatori parlavano di banditi, di negozi, di alberi, di donne e di storie passate. Salivano le alte voci sonore, qualche canto bizzarro che sembrava il grido selvaggio di un'anima che piangeva cantando, svaniva lontano, fra gli alberi, sotto i quali l'erba serbava una larga ruota di frescura più intensa. Svaniva nei silenzi della valle, nel fiume, al di là del fiume.
e le zucche rabescate, colme di vino rosso, circolavano, riscaldando vieppiù il sangue di quei fieri uomini dai denti splendidissimi, dalle vesti aspre e scure. Martinus Helix prestava a tutti aiuto. Rideva mostrando tutti i suoi denti stretti. Sembrava felice. Pareva il sovrintendente di Salvatore, il quale non faceva nulla, con le mani incrociate sulla schiena e il volto sorridente. Qualcuno degli invitati restava urtato dai modi troppo padronali del Selix, specialmente Pretu Maria Pinnedda lo fissava spesso con uno sguardo metallico e iroso. Il giovanotto rosso, dai grandi occhi grigi e maligni, era innamorato di Pasca e provava gelosia dell'amicizia che Salvatore concedeva al Selix. L'aria di padronanza presa in quel giorno da Martino lo urtava più che mai, e per urtare Pretu Maria bastava un soffio d'aria. Già 2 volte s'eran dette parole aspre, causa il modo di stringere il vincastro. Martino diceva «Non occorre stringerlo molto», e l'altro asseriva il contrario. Parlando di Pasca, un momento che Salvatore era lontano, uno disse scherzando, non senza ironia, «La mariteremo a Martinus Helix». «Archibugiata», egli rispose con un fiero lampo negli occhi. «Ti pare una cosa impossibile?» «Archibugiata», disse l'altro. «Tutto è possibile in questo mondo». Martino scrollò le spalle come per dire «se volessi». Pretu Maria arrossì di collera, ma non disse nulla perché l'argomento gli cuoceva troppo e capiva che parlavano così in sua presenza per farlo stizzire. «Se voi siete furbi come l'aquila, io lo sono come la volpe», pensò. Ma un momento prima del pranzo, non sapendo come meglio rinnovare a Pasca le sue dichiarazioni, le disse con finta amarezza «Ora so perché non mi volete». «Perché, avvoltoio senza barba?» chiese ella degnandosi di guardarlo. «Perché avete idea di pigliarvi Martinus Helix». Ella gettò un acuto grido, uno di quei caratteristici gridi che solo le donne dorune sanno fare. «Chi ve l'ha detto?» «Lui stesso». «Menzogna». «Che mi sparino se non è vero». E ripeté il dialogo, aggiungendovi qualche cosa di suo. Pasca si fe buia in volto e fu per strapparsi la cuffia in segno di umiliazione e di dispetto. Soddisfatto discretamente, Pretu Maria la pregò di tacere, di non far scandalo, ma ella, irritata sul serio, prese a dileggiare apertamente Martino anche durante il pranzo. Seduti in circolo, per terra, i convitati mangiavano su taglieri di legno e su pezzi di sughero. Per posata portavano i coltelli affilati e niente altro. Più che il vino, il miele, raffreddatosi, ma non del tutto, condiva il pranzo. In esso immergevano le bianche fette del formaggio fresco, il formaggello arrostito, le lattughe, il pane e persino la carne. Molti lo mangiavano senz'altro, succhiandone tutta la dolcezza e sputando lontano la cera masticata. Allegri discorsi guizzavano da un capo all'altro, risate sonore vibravano nel rezzo dei vecchi ulivi. A nord e ad oriente le montagne azzurre sfumavano nel dilagare azzurro del fulgido meriggio. A un tratto tutta l'allegria cessò. Una maligna nuvola passò sul lieto convito. Pasca diceva, rivolta a Martino: «Lo vedete il conte d'Artea, che vuole una dama per moglie. Peccato che ad Orune non ce ne sia». Martino, che finora aveva risposto con calma agli scherzi salati di Pasca, finì con l'irritarsi, tanto più che il vino lo rendeva più ardente e sospettoso del solito. «Lasciami in pace, Pasca, che io non ti sto cercando. Lo so bene che sono un mendicante, ma una donna migliore di te posso ben trovarla». Sicuro. Nostra Signora di Valverde ci aiuti. Donne come me tu non ne vuoi. Le vuoi come te stesso». «E chi sei tu? Perché hai 2 soldi da spenderti?» «Archibugiata. Ma sta attenta. Il mondo è una scala. Chissà che i figli miei non possano far l'elemosina ai tuoi».
Pasca diventò rossa come lo scarlatto che orlava la sua gonnella. Disse: «Per ora posso farla io a te». Martino sbatté a terra violentemente una piccola tazza di latta piena di vino che teneva fra le mani e gridò un insulto contro la fanciulla. «Martino!» urlò Salvatore. «Non mi importa nulla di te, e di nessuno mi importa», gridò Martino con gli occhi verdi per l'ira. «Siete tanti cani rognosi. Non dipendo da te, Salvatore Giacobbe, e forse tu dipendi più da me che io da te. Non ti devo nulla. Non ti devo né pane, né grano, né denaro, e tua sorella può fare a meno di rinfacciarmi la mia povertà. Povertà non è viltà, Salvatore Giacobbe. Povertà non è viltà. Ma se credi che la mia amicizia possa farti disonore, posso ben... Tu sei ubriaco. Ubriaco sei tu. Rognoso. Rognoso sei tu». Basta. Ne nacque una disputa fierissima, e per poco macchie di sangue non s'unirono alle chiazze del vino che profanavano l'erba. I due amici si rinfacciarono cose fino allora ignorate dagli astanti, e le loro fronti arsero di rossore, non si sa se più per la collera o per la vergogna. Le donne strillavano. Bianca per terrore, Pasca si pentiva delle sue parole e con modi insinuanti cercava di smorzare il fuoco da lei acceso. E il fuoco fu spento. Gli amici parvero anzi riconciliarsi, e Martino, che voleva andarsene, rattenuto a viva forza, rimase, ma non alzò più i suoi torvi occhi sul volto di Salvatore, e questo se ne stette in un canto, sinceramente mortificato per lo scandalo dato. Si riprese a innestare. Pretu Maria aveva l'aria d'un uomo vittorioso, ma anche Martino rideva di tanto in tanto, forzatamente, a misura che i tronchi innestati venivano marcati col segno della croce. 2 giorni dopo, Martino Selix partì per la festa di San Francesco di Lula. Partì sul far della sera, a piedi, a testa nuda. Così era il suo voto. La notte lo colse in viaggio. Allora il pellegrino cambiò direzione e invece di proseguire verso San Francesco scese verso l'Isalle e s'appostò fra gli oleandri. A notte alta, mentre la sacra rugiada del cielo pioveva sulla dormiente natura e l'acqua del fiume rabbrividente rifletteva la gran pace arcana della luna al tramonto e più distinti salivano i profumi dei giunchi, Archibusata compie la sua terribile vendetta senz'arma. Strappò le marze dagli alberi innestati con tanta cura e religione. Ma nel rivarcare il muro, un uomo gli si rizzò inesorabile davanti e nel pallido albore lunare brillò la canna d'un fucile. «Io lo sapevo, faina maligna!» gridò Salvatore Giacobbe. «Ora potrei ammazzarti come un cane, ma ti farò qualcosa di peggio». 3 uomini uscirono dai roveti. «Voi avete veduto», disse loro Salvatore. «Questo pellegrino noi non lo uccideremo, non è vero? E non lo denunzieremo neppure, non è vero? Martino Selix, tu mi servirai gratis. Tu mi farai il servo per altrettante settimane quanti alberi hai assassinato». La strana sentenza echeggiò potente nella gran pace rorida della valle. Martino Selix proseguì il suo pellegrinaggio, ma al ritorno entrò come servo in casa dei superbi Giacobbe e per 3 anni subì il suo castigo morale e materiale.